Ciao putei. E nonno vi conta, qua sempre con tutti i miei pelussi che go da Drio. E a fiaba di ancora si chiama A scienza di Afiaca. E ora, c'era una volta un vercio turco che aveva un solo fio e che voleva più ben che a luce dei soci. Si sa che per i turchi il più gran castigo che Dio abbia messo al mondo è il lavoro. E per questo Sofio, quando che compì 14 anni, ha pensato di metterlo a scuola perché imparasse il miglior sistema per battere la Sofiaca. O c'è una stessa contrada del vecchio turco che era una casa di un professore da tutti conosciuto, rispettato, perché a sua vita non aveva fatto che quello che non poteva fare de manco. Il vecchio turco è andato a fare visita e lo trovò in giardino. Gli era sdraiato all'ombra sotto un albero di figo e con un cuscino sotto la testa, uno sotto la schiena e uno sotto il culo. E il vecchio turco gli dice: prima di parlare voglio un po' vedere come che ti si comporta. E ciò, e se gasconto da Drio a una chiesa a spiarlo. Il professore se ne stava fermo come un morto a oggi se l'hai e solo quando che sentiva ciac, un figo che cascava su e ora portata di mano e slungava il braccio, ma pian pian e si portava a bocca e si ingoiava tutto. E dopo, di nuovo fermo come una piera ad aspettare che cascasse un altro figo. E questo qua è proprio il professore che vuole per mio figlio che pensa il turco. E se venuto fuori del nascondiglio da Drio a chiesa, lo ha salutato e gli ha domandato se era disposto a insegnare a suo figlio la scienza della fiaca, pensava. Omo, gli ha detto il professore, con proprio un filo di voce, non stare a parlare tanto, che mi sono stanco ascoltarti. Se te vuoi educare tuo figlio e farlo diventare un vero turco, mandalo qua e basta. Cioè il vecchio turco se torna a casa e caccia per mano il figlio e se lo va a ficcare sotto il braccio il cuscino de pene e lo va a portare sul giardino del professore. Ti raccomando che ha detto, ti devi fare tutto quel che ti vedi fare dal professore. Che il sé è il dolce far niente. E il tosat, che perché a scienza aveva già inclinazione, e si è sdraiato io sotto il figaro. E ha visto che il professore ogni volta che cascava un figo slungava un braccio per torlo su e mangiarselo. Perché quella fatica di slungare il braccio e il dito. E si sta a sdraiare a aspettare con la bocca aperta che il figo che cascasse in bocca. E io lentamente, quando che si casca il figo in bocca, e lo manda su e dopo il riverto a bocca. Un altro figo e si cascava un po' più in là. Ma uno si è mosso, ma il dito pian pian, perché così lontano? Figo, cascami in bocca. E il professore, vedendo quanto che la sapeva lunga, sto squaro gli ha detto: torna a casa che non ti capi niente da imparare da me, anzi, agommi da imparare qualcosa da te. E così il figlio tornò da suo padre che ringraziò il cielo di avergli dato un figlio così pieno di impegno. Pensava altri tosatei. Alla prossima, ciao.